caro piromane, caro elemento strano, caro elemento da cancellare da questa terra. Pensa ai rischi che hai messo in atto per le vite di chi sopravvola con l'elicottero queste fiamme e chi rischia e chi ha rischiato la vita per invece salvare anche il tuo patrimonio. E questa volta a trasformarsi in fuoco sono le parole del sindaco di Gaglio Emanuele Munari, parole rivolte ai responsabili dei 2 grandi incendi che hanno visto bruciare l'altopiano in questi 7 giorni. In fiamme più di 100 ettari di bosco in una settimana. Prima l'incendio che ha colpito le montagne a ridosso di Stoccaredo di Gaglio, fermato per un soffio lì a 2 passi dalle case abitate. Poi i 2 giorni di fiamme a Foggia, in località Costalta, 4 focolai che hanno fatto rimanere l'altopiano 48 ore con il fiato sospeso, 7 giorni dove i vigili del fuoco, la protezione civile e il servizio antincendio boschivo con i suoi Canadair hanno lavorato ininterrottamente per via cielo, rifornimento dopo rifornimento e a terra, metro dopo metro, per spegnere un fuoco che sembrava non volersi arrendere, incendi difficili da dimenticare. Tanta la paura, ma tanti anche i danni ambientali, lì su quelle montagne che dipingono la natura dell'altopiano. Pensa a quello che hai fatto, pensa che quella casa lì vicino potrebbe essere stata la tua, pensa magari agli animali morti, pensa ai rischi che hai creato per i bambini, per chi transita su quella strada, per chi vive e per tutti i volontari che rischiano e hanno rischiato la propria pelle per recuperare il danno che tu hai fatto.